Sono molto onorato di questo riconoscimento attribuito agli atelier di immaginario autobiografico e sono felice di poterlo condividere con le volontarie e i volontari della nostra organizzazione di volontariato. Questo è un momento particolare per noi, ci avviamo con il 2020 al 15° anno di vita della nostra associazione e questo Chimera d'Argento è per noi un motivo di incoraggiamento a proseguire queste attività. Come giustamente avete detto, la Chimera d'Argento è un simbolo di forza e di creatività e dimostra anche il mito della possibilità di un luogo di incontro di elementi che si oppongono fra loro. Per noi ha una valenza pedagogica questa attività che svolgiamo perché permette di creare degli spazi votati all'incontro delle persone che riconoscono se stessi e gli altri, ed anche in questa situazione, il contesto storico nel quale viviamo, vale la pena impegnarsi per fare in modo che ciò che ci contrappone gli uni agli altri, nel bene e nel male, possa invece attraverso queste esperienze darci la possibilità di riconoscere l'altro e dimostrare che siamo in grado di comprensione e di relazione. Non ultimo l'argento, anche questo simbolo alchemico che rimanda alla consapevolezza, alla serenità interiore. E noi crediamo che è possibile, proseguendo con queste attività, e questo premio ci incoraggia a fare questo, che è possibile cercare le parole giuste per raccontare la nostra storia, per condividerla con gli altri, perché dobbiamo essere tutti degli alchimisti della parola, per riuscire in qualche modo ad avere il coraggio di elaborare un pensiero che sia in grado di essere un pensiero sensibile, che dia senso al sensibile, cioè all'esperienza viva delle donne e degli uomini che noi possiamo riconoscere e che ci invita anche ad accogliere quei valori che sono benefici per la nostra relazione umana e anche per la nostra stessa umanità. Quindi siamo orgogliosi di questo premio e vi ringrazio. Grazie.